Buonasera amici, io sono, non dico felice, più assai, perché oggi ci è venuto a trovare nella nostra bottega ultracentenaria, dove qua venivano tutti. È venuto il principe Antonio De Curtis in arte Totò, Edoardo De Filippo e tantissimi altri attori, ma oggi ci è venuto a trovare un testimonial che ha partecipato con dei film di cui Miseria e nobiltà. Signori, io adesso ho l'onore di presentarvi Franco Melidoni, che sarebbe Peppaniello. E Vincenzo Peppati a me. Salve amici, buonasera a tutti. Sono venuto qui a trovare il mio amico e così parlando un po' delle varie cose, dice miseria e nobiltà, non miseria e nobiltà, il bambino, non il bambino, ma che ricordi hai tu del film? Lui mi chiedeva. Vi devo dire la verità, il film è come se lo avessi interpretato ieri, l'altro giorno, mi ricordo tutto e mi ricordo benissimo Totò anche dopo. Episodi durante la lavorazione, dopo la lavorazione, qualcuno dice ma tu ti ricordi quella scena, non ti ricordi quell'altra scena? La cosa che mi è rimasta proprio impressa nella mente quando si avventano sul tavolo, quando arrivano gli spaghetti e il cuoco, e la scena prevedeva l'avvicinamento di tutti quanti al tavolo e portarsi verso questa pasta asciutta. Invece Totò ebbe quell'idea, perché poi Totò si andava avanti seguendo il copione, però il 90% era tutto improvvisato, il copione veniva messo da parte e si cominciava da... Totò si lanciò sul tavolo ed ebbe l'idea di prendere gli spaghetti e metterseli in tasca. La costumista, come una pazza, chiaramente, perché tutto il vestito sporco di salsa, tutta la roba così, la scena venne benissimo, girata una sola volta. Permesso? Scusate tanto, ma stamattina andando via ho dimenticato i guanti. Eccoli. Ah, sì. Grazie tante. Buone cose. Buongiorno. Ma che sta facendo? Sì, non abbiamo appetito e facciamo 4 salti. Volevo dirvi che io in questa casa non ci vengo più. Come anche la scena con Leo Brandi, il cafone che va sotto San Carlo a scrivere la lettera. Quella era tutto altre battute. Poi Totò cambiò, cominciò a dire delle cose e l'abilità chiamiamola così, della spalla, era quella di non fermarsi e rimanere così, ma agganciarsi alle battute e andare avanti a braccio, come si diceva una volta. Papà, posso andare? Un momento. Lei lo sa dove sta la stazione? Sì che lo so. E che gli c'entra la stazione? So c'è uno che mi ha scritto una lettera, sa? La lettera? Corri, vai. Dunque, una lettera. Una lettera da carta, sa? E perché la lettera si scrive di Sì, porcellana? una cosa buona, eh? Dunque, lei è ignorante? Io sì. Bravo. Lo sei Bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola per carità. Non li figli non tengo. Ti faccia sguazzare l'ignoranza. No, non tengo compare nipote. E proprio da lui deve scrivere la lettera, sa? A lui. E io fui scelto perché nel 1954, le vacanze di Natale, 53-54, mio padre era direttore di scena con la compagnia Funiculi Funiculà e lavoravano al Nuovo a Milano, al Teatro Nuovo di Milano. Nella compagnia c'erano Enzo Turco, Dolores Palumbo, altri attori. Io ero andato con mia madre per le vacanze di Natale da mio padre e subito in quel periodo era venuto l'aiuto regista di Mattoli a vedere gli attori e concordare lo stop della compagnia per 30-40 giorni, in modo che gli attori, la Palumbo, Enzo Turco, sarebbero scesi a Roma a girare il film. Il resto della compagnia rimaneva a Milano a riposo, pagato dalla produzione cinematografica. Io che da piccolino andavo sempre avanti e indietro, dietro le quinte, dietro le scene, questo qui, l'aiuto regista, mi vide e disse: ma scusate, ma quel bambino chi è?
Dice no, quello è il figlio di Melidone, il direttore di scena. Signora, disse a mia madre, ma noi stiamo cercando il bambino per il film che dobbiamo fare, Miseria e Nobiltà, ma perché non viene a fare un provino a Roma? Perché l'età è quella lì, 7-8 anni. Disse mia madre, ma quando lo fate questo provino? Li facciamo all'inizio dell'anno. Dice vabbè, allora fateci sapere, quando torniamo a Napoli, ci fermiamo a Roma e veniamo a fare questo provino. Perfetto. Ci fecero sapere la data, scendiamo, prendiamo il treno e andiamo a Roma. Ed andammo agli stabilimenti Ponti De Laurentiis, che stavano alla Farnesina, adesso non esistono più, hanno costruito, hanno fatto delle abitazioni. Andammo lì e lo ricordo proprio benissimo, in questa grossa, in uno stanzone enorme, c'erano una scrivania Totò e Mattoli seduti e c'eravamo una decina, 10-12 bambini, tra i quali anche Stefano Todini, il figlio di Leo Brandi, quello che fa il cafone, che poi poverino morì giovane, uno dei Fate Bene Fratelli, poi altri ragazzi, e venivano chiamati tutti quanti, dice vieni tu qua, come ti chiami? Mi chiamo così, no? Quanti anni hai? Sai una poesia, dici una cosa? No? Va bene, faremo sapere. Un altro, la stessa cosa, va bene, faremo sapere. Finiscono tutti quanti i bambini, rimango io e mia madre, Totò e Mattoli si alzano e vanno via. A me non mi hanno chiamato. Allora mia madre disse, ma che succede? Mo ce ne andiamo, questi sono andati via, non l'hanno chiamato. Mentre stavamo andando via, viene l'aiuto regista, dice, signore, allora se vuole venire di là col bambino, perché hanno pensato a lui per il film Miseria e Nobiltà. E come hanno pensato a me? Probabilmente che cosa ha giocato anche a mio favore. Io non mi sono avvicinato, non ho detto una poesia, non ho parlato, ho detto, il fatto di aver fatto il viaggio Milano-Roma in treno, terza classe di allora, con i sedili di legno, un viaggio 12 ore in treno, stanco, i pantaloncini corti, tutto morto di freddo, la faccia, questo è il bambino morto di fame che deve fare il Peppeniello in Miseria e Nobiltà. E così fu uscito. 40 giorni a Roma abbiamo girato. Io poi all'epoca andavo alle elementari e addirittura la produzione concordò con la mia maestra il fatto che una volta a settimana un autista da Roma veniva a Napoli, portava i miei compiti, prendeva i compiti nuovi, la maestra correggeva i vecchi, li tornavano a Roma, io poi la settimana dopo li mandavo. Vabbè, altre cose, altri tempi. Adesso i ragazzi minori sono tutelati, devono avere questo, quell'altro, vabbè, comunque è cambiato tutto, in meglio spero. Quanto è bello questo figlio mio, eh? Suo figlio? Ma si può sapere di chi diavolo è figlio questo Pimpiniello? Nostro, un po' di tutti. Oh. Altre cose particolari, io poi ho continuato nell'ambiente cinematografico perché ho lavorato in produzione, ho fatto il segretario di produzione, l'aiuto segretario di produzione, tutti i film, mio padre era organizzatore generale e lui ha fatto, a parte ha fatto molti film importanti con la Lorena, la Ciociara ed altri, ma poi hanno fatto tutti i musicarelli famosi dell'epoca, negli anni 60, tutti i film con Gianni Morandi, Bobby Solo, film che costavano pochissimo e incasstavano tutti quanti più di 1 miliardo dell'epoca, incassi che i film attuali se li sognerebbero, perché purtroppo. Franco, perdonami, ci vuoi raccontare al pubblico com'è nata quella scena del pianto di Peppeniello che se ne va dal compare? Quella lì, quella è la scena, quella scena quando me ne vado di casa, che me ne vado dal compare, io dovevo piangere, ma non riuscivo a piangere nonostante le gocce negli occhi. Là Dolores Palumbo disse al regista Mattoli, non vi preoccupate, ma ci penso io. Allora scende, poi la Palumbo mi diede uno schiaffo talmente forte che mi fece piangere veramente e io feci quella scena che venne benissimo, girata una sola volta. E io sai che ti dico? È meglio che impari un mestiere e te ne vai di casa, hai capito? Perché noi non ti possiamo mantenere. Ma sì, me ne vado, state tranquilla. Vado al compare, almeno lui qualcosa da mangiare me la dà. Quasi quasi vengo anch'io dal compare. Un posto me lo trova e qua non ci torno più. Papalì!
altri episodi, altre cose del film, dovremmo stare qua una vita per raccontare tutte le cose. Io poi Totò l'ho visto anche dopo, diciamo che già nel 1954, quando abbiamo fatto il film, lui cominciava ad avere dei problemi alla vista, per cui le prove delle luci e tutte le cose là le faceva un'altra persona, le faceva una controfigura. Lui poi si toglieva questi occhiali scuri, recitava, faceva la sua parte e poi si rimetteva gli occhiali. Io poi l'ho rivisto anche dopo, la prima volta lo vidi nel 1958, quando si trovava a Cerignola per girare alcune scene del film Le gambe d'oro, un film che raccontava di questo presidente di questa squadra di calcio del Cerignola, perché poi la nazionale italiana andò ad allenarsi a Cerignola contro questa squadra, per cui tutta una cosa così, e lui già i problemi della vista erano peggiorati. Poi lo vidi una volta, proprio l'ultima volta che l'ho visto, quando io lavoravo un periodo con un'agenzia di viaggio di Napoli, l'agenzia Loschi, e mi ero recato a Fiumicino a prendere un gruppo. Mentre aspettavo questo gruppo vidi questa Cadillac in un angolo con Totò seduto dietro. Mi avvicinai, lui aveva gli occhiali scuri, dissi: principe, io sono Franco Menidoni, sono Peppe Niello. Lui mi toccò, mi guardò, dice: come ti sei fatto rosso, guarda. E così ci salutammo, ci abbracciammo, e questa fu l'ultima volta che lo vidi. Franco, un'altra cosa la racconti al pubblico: quando Totò faceva tardi, quando arrivava tardi e si inventava che già stava là. Totò la sera faceva sempre tardi per fatti suoi, andava a letto molto tardi, e la mattina chiaramente la macchina della produzione lo andava a prendere e non era mai puntualissimo, però lui si vestiva già da scena a casa e arrivava sul set già vestito. Però che cosa faceva? Lui arrivava da dietro, mentre preparavano le scene, aspettavano lui da dietro si metteva lì, osservava un po' la cosa, e poi alla fine diceva: Mattoli, ma siamo pronti? Quando si gira, siamo pronti? Come per dire: io sto qua da tanto tempo, sto aspettando, ma voi non siete pronti. Invece era lui che... Però la cosa bella è che le scene si giravano una volta sola, si faceva una seconda per avere un'altra, ma già era buona la prima, insomma, a differenza di adesso che fanno le scene ripetute 50 volte, poi tagliano, no, per carità, non esiste. Franco, giusto per concludere, io ti devo fare una domanda: ma tu a chi sei figlio? Vincenzo, ma è padre a me. Vincenzo, ma è padre a me. E questo chi è? Papà! Sì, sono tuo padre che ha passato tanti guai, tra la miseria vera e la falsa nobiltà. Ciao a tutti.